Fuori da casa Stefani sventola la bandiera di San Marco. Gianni Stefani fu tra i fondatori della locale sezione della Lega Nord. Al piano terra lo spaccio carni San Valentino, aperto nel 1971 dall'imprenditore trissinese. Il padre del ministro Erika Stefani, nato a Recoaro nel 1947, era cresciuto lavorando. Macellaio fin dall'adolescenza, uno spiccato senso per gli affari, accompagnato da equilibrio nelle scelte e negli investimenti, anche in edilizia. Prima il negozietto in paese, poi un altro a Cornedo, quindi lo spaccio in statale, e un altro negozio di macelleria a Vicenza, a Sant'Agostino. Presidente dell'Hockey Trissino dal 2002 al 2010. Gianni era una persona con il sorriso sempre sul volto. Si poteva essere clienti, si poteva essere conoscenti, si poteva essere amici, ci si poteva vedere per la prima volta, ma l'accoglienza era il sorriso e la disponibilità. Bravissimo, bravissimo, competente per il suo lavoro, innamorato dello sport, aperto, diciamo, ad ogni possibilità di arricchimento, di conoscenza. Era unico. Gianni era una persona meravigliosa, era un suo professionista, le ho costruito i vari supermercati che ha a Trissino, che ha a Cornedo, eccetera. Quindi ho avuto contatti per 20 anni ed è stata una persona veramente meravigliosa, gentile, una persona che non si può, che non dice sempre una parola buona, basta, non puoi litigare, è impossibile litigare con Gianni. L'ho visto pochi giorni fa e non ci siamo ancora resi conto della... Cosa vi siete detti pochi giorni fa? Pochi giorni fa ci siamo venuti, avevamo un progetto in mente e quindi abbiamo avuto un incontro veramente, lui era testimone, abbiamo avuto un incontro veramente felice. Persona piacevole, simpatica, e poveraccio è rimasto colpito proprio ieri, era amabile senz'altro, bravo anche nel suo lavoro. Al di là di tutto per me era anche un amico, insomma, in quanto è stato uno degli storici militanti, fondatori anche della sezione qui di Trissino, e quindi abbiamo fatto diversi percorsi anche politici assieme. E chiaramente Erika era molto legata al papà, e chiaramente il dolore in questo momento è tanto. L'unica consolazione è che è morto facendo quello a cui era molto appassionato e piaceva. È una magra consolazione, però bisogna pensarla così. Ancora presto, secondo il sindaco, prevedere la data del rientro in Italia della salma di Giovanni Stefani. Il governo è ovviamente al lavoro. Nella peggiore delle ipotesi ci vorranno 20 giorni, perché la moglie Enrica, i figli Manuel ed Erika e un po' tutta Trissino possano salutarlo per l'ultima volta.